Pronti? 1, 2, 3. Sembra buona la prima, con la velocità da parte di Catwalk Pink che amplia il margine di vantaggio all'uscita dai nastri. In seconda posizione va a sistemarsi Cabiria GSO, poi Cabras di Casei, quindi Ciclone Petral che sta tenendo in terza ruota Crystal Ross, è riuscito ad anticiparne le mosse. Vuole puntare in avanti Antonio Di Nardo, Crystal Ross che si dovrà adeguare in scia a Ciclone. Queste scaramucce tattiche hanno avvantaggiato in maniera molto netta Catwalk Pink, che dai 20 metri di vantaggio adesso ne ha 35-40. 29-8 per i primi 400 metri di corsa di Catwalk Pink, che guida su Cabiria GSO. Allo scoperto è Ciclone Petral, seconda pariglia a largo per Crystal Ross, rimane in corda Cabras di Casei, alla retroguardia c'è l'estremo penalizzato Catman di Celle. Il primo giro da parte di Catwalk Pink se ne va in un minuto spaccato. Cabiria GSO prova ad avvicinarsi insieme a Ciclone Petral, poi Cabras di Casei e Crystal Ross, ancora Catman di Celle. Non cambia nulla quando siamo al completamento di metà gara in 1.15.2. Catwalk Pink sempre in fuga da Cabiria GSO, Ciclone Petral che provano a rifare il gap. Il battistrada continua ad andare via di buona lena quando siamo a un giro dalla conclusione. 1.30 per i 1.200, sempre sul passo dell'1.15, tutti i paletti costanti per il leader Catwalk Pink, che si mantiene sempre in evidenza. Gli avversari ora sono a un paio di lunghezze abbondanti. Un altro paletto in 15 per la curva di destra, Catwalk che prova la fuga, Ciclone che cerca di scavalcare Cabiria GSO che è ancora lì, poi Crystal Ross e quindi Catman di Celle. Siamo al completamento del miglio di gara, che il leader passa in 1.59.6, accelerato ora Catwalk Pink che cerca di mettersi al riparo da Ciclone Petral e da Crystal Ross, che va accanto proprio a Ciclone. A metà della piegata conclusiva Catwalk è in vantaggio, Ciclone si avvicina alla corda, al largo Crystal Ross, in mezzo alla pista prova a fare lo spunto Catman di Celle, è in vantaggio Catwalk Pink ma è stanco, gli avversari arrivano su di lui, Catwalk si difende, attacca al largo Crystal Ross, lungo la corda Ciclone Petra, nel finale Crystal Ross che stampa Catwalk Pink al terzo posto. Ciclone Petral 31.3 ad arrivare, 1.16 il ragguaglio cronometrico. Carmine Piscuoglio in salchi a Crystal Ross, il training di Francesco Alessandrini per i colori del signor Vincenzo Perrotti. La vittoria la prima per il nuovo training di Crystal Ross, che nel finale coglie in crisi Catwalk Pink che aveva fatto tutto bene, gli sono mancati gli ultimi 100 metri e Crystal Ross è arrivato come una fionda sul rivale, lo stampa. Catwalk è secondo, terzo finisce Ciclone Petral.